Becete, presidente di Latte Busche. Il settore è in crescita, che 2023 si prospetta per Latte Busche? Buongiorno, noi faremo il nostro dovere come sempre, sempre attenti ai cambiamenti che purtroppo sono continuamente repentini. Siamo passati da metà anno dell'anno scorso e verso fine anno col latte che valeva molto e adesso sta calando parecchio purtroppo. Incognite, ci sono molte incognite per quest'anno, tra cui la siccità che farà il suo dovere, se c'è o se non c'è, quello non dipende da noi, i cambiamenti, quindi guardinghi, attenti e pronti a cogliere tutto oppure a tenere i denti stretti nei momenti di difficoltà. Il vostro mettervi insieme in questi anni, l'aiutarsi anche tra produttori è stata la vostra forza? Sì, la nostra forza è stata quella, la qualità del nostro latte, i prodotti che facciamo, perché l'anno scorso abbiamo fatto molti aumenti. C'era il problema sì, ma gli aumenti se non hai un prodotto di qualità non ti li recepisce nessuno. Questa è ancora l'arma vincente di Latte Busche. E siete, i produttori sono anche custodi di questo territorio. Bravissimo, specialmente in zona montana. Siamo, come allevatori, siamo un po' criticati, però guai mancasse la zootecnia. Siamo noi i primi che tuteliamo il territorio, perché il territorio a noi serve per dare da mangiare alle nostre vacche. Quindi abbiamo bisogno che sia un territorio sano, che ci dia prodotti sani per tenere i nostri animali sani. Antonio Bortoli, direttore di Latte Busche, oggi l'approvazione del bilancio, conti in ordine? Ma credo di sì, sia sotto l'aspetto economico, perché il risultato di 62,2 ettolitro per tutto l'anno mi sembra un risultato buono, in sintonia con l'andamento del mercato. Sono soprattutto in ordine tutte le situazioni analizzabili sotto l'aspetto finanziario, dalla disponibilità, quindi agli indici di solvibilità, ai rapporti con gli istituti di credito che sono direi nel tempo costanti, nonostante un fatturato che cresce e che cresce in maniera estremamente importante. Cresce di circa il 20%, mentre la redditività rispetto all'anno scorso cresce del 26%. Vi preoccupa il calo del prezzo alla vendita? Sì, ma noi per il momento non vendiamo latte. Io credo che la situazione sarà un po' diversa se noi guardiamo tutti gli indicatori di mercato, dal latte spot alle polveri, ai prodotti esteri. La stessa flessione del grana padano danno un segno negativo rispetto allo scorso anno, però io ho abbastanza fiducia nella nostra struttura, che cerca di stare al passo con i tempi e innova spesso con nuove produzioni, nuove confezioni, con un nuovo tipo di comunicazione, e soprattutto è sotto l'aspetto finanziario estremamente solida. È la qualità alla fine che fa la differenza? Io credo proprio di sì, ecco, la qualità e l'innovazione, la capacità di adattarsi ai tempi. Assessore Canero, un anno si spera di ripartenza anche per questo settore che da tanti anni soffre. Sì, è un settore che da tanti anni soffre, un po' di ripartenza c'era anche stata, con mille difficoltà, perché l'aumento dei costi energetici legati al tema della guerra in Ucraina, l'approvvigionamento per quanto riguarda anche le materie prime per dar da mangiare agli animali, insomma una serie di aumento di costi che alla fine si sono tradotti in aumento del prezzo finale sia del latte spot che del latte comunque contrattualizzato, che poi viene anche trasformato in formaggio. C'era stata una ripresa, oggi come oggi invece abbiamo una ricaduta di nuovo dei prezzi, a fronte anche del mercato internazionale che si sta muovendo con molte quantità di
latte proveniente anche dall'estero. Quindi il nostro compito è quello di tutelare in primis il latte italiano, il latte veneto in questo caso, il latte di montagna, puntando molto sulla qualità e cercando di fare sempre di più un prodotto diciamo che venga riconosciuto proprio per le proprie qualità. Senatore Luca De Carlo, Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, bellunese, insomma il latte è di casa. Insomma, qua gioco veramente in casa, cioè non solo per affettività, per affetto, per territorio, ma anche perché questo rappresenta un esempio di come tutto un territorio possa anche trovare quelle soluzioni, penso al latte bio nella parte alta della provincia che conosco benissimo, trovare quelle soluzioni per affrontare la crisi. Non è detto che siano tutto rosa e fiori, anche se poi la relazione ce lo spiegherà, però insomma credo che questo sia un esempio da seguire anche per chi legifera come noi e che quindi debba tenere in conto le istanze di questo territorio. Ecco appunto, voi legiferate, di che cosa avrebbe bisogno a livello di interventi, di normative, di finanziamenti in questo settore? Innanzitutto abbiamo messo un paletto fisso ieri, e cioè che non vale solo per la carne sintetica ma vale per tutti i prodotti sintetici, cioè che in Italia è vietato produrre e immettere sul mercato prodotti sostitutivi, vale per la carne ma vale anche tanto per il latte e quindi non ci sarà una concorrenza sleale in Italia intanto sotto questo profilo. Dopodiché dobbiamo sostenere questo settore dando redditività agli operatori, non sostenerli diciamo così assistenzialisticamente, cosa che gli imprenditori non vogliono assolutamente, ma metterli nelle condizioni di poter avere un prezzo remunerato dei propri prodotti. Lo stiamo facendo, insomma in 5 mesi abbiamo lavorato tanto sotto questo aspetto, ma non è finita, continueremo a farlo, cercheremo di rimediare anche a tanti piccoli errori probabilmente di questa nuova PAC, che è più una PAC viziata dall'ideologia ambientalista che invece da una PAC di buon senso. Viviana Fusaro, sindaco di Feltre, cosa significa la presenza di questa azienda per la vostra città, per questo territorio? Allora, innanzitutto guardi, io considero questa la festa dell'agricoltura, è una presenza fondamentale non soltanto per Feltre, sappiamo quali indotti abbia questa cooperativa che si è sviluppata ormai ad altissimo livello regionale. Partita nel 1954 in modo esponenziale di questi anni, sentiremo poi attraverso il bilancio e evidentemente tanti posti di lavoro soprattutto e produzione dei nostri prodotti che si trovano a tutti i livelli, a livello nazionale, conosciuti ovunque, quindi siamo particolarmente onorati di poter avere questa azienda all'interno del nostro territorio.